Eccoci, buongiorno, buongiorno e benvenuta a Radio In. Come metterli? Ciao, buongiorno. Buongiorno. A noi piacevi più in orizzontale che in verticale. Evviva! Buongiorno papà, Grazie intanto. Stefano, stavo per mandarti il link sulla mail, ma siamo riusciti a collegarci e sono felicissimo. Tutto bene, vero? Tutto bene, sì, sicuramente. Grazie. Ci siamo portati avanti, abbiamo fatto vedere il trailer di Muori di lei, abbiamo raccontato un po' per linee generali, pur non avendo visto il film, questo noir sentimentale. Già dal trailer abbiamo visto ci sono tante sorprese, questo rapporto tra Scamarcio, la Giannetta e la Tabasco si intreccia e ci sono No, non tante era Tabasco, rivelazioni, no? Mariella Garriga. Scusami. Non era Tabasco. Sì, Mariella Garriga si chiama lei. giusto precisare. Stefano, ecco, ci interessa molto raccontare a chi ci ascolta, che è un pubblico anche di molti giovani cineasti e filmmaker, come è iniziato il tuo processo di scrittura di Muori di lei, ma Monia... Sì, facciamo così, diamo la pubblicità, così sì, facciamo poi un anche un minuto po'. esatto, sì. Pubblicità. Sì. Va bene. Sì? Ah, possiamo allora parlare. Bene, ci hanno detto in regia che abbiamo 1 minuto e 30, Intanto quindi facciamo vedere la sì. locandina. Stefano, eccola, eccola. Sì. Beh, Partiamo da questa locandina, da questa immagine un po' non perfettamente nitida. Sì, vabbè, il vetro di una doccia. Ok. No? già. E quindi, vabbè, si racconta l'irruzione del desiderio in una vita ordinaria in questo film. Probabilmente il protagonista, se non si fosse trovato in una situazione particolare legata alla pandemia, legato a un bilancio esistenziale non proprio così benevolo nei propri confronti, non avrebbe mai lasciato che questa avventura cominciasse. In quel momento lì invece le sue difese sono proprio abbassate, quindi inizia una storia d'amore con una vicina e quello che si vede nella locandina è l'intimità appassionata che si crea tra Luca, interpretato da Riccardo Scamarcio, e Amanda, interpretata da Mariela No, Garriga, che è... e poi uno direbbe 30 secondi, poi diamo la pubblicità perché veramente desidero che ne parliamo proprio appieno di questo film, perché avendo visto il trailer, no? Beh. Il diavolo c'è entrato proprio a gamba tesa, e anche gli argomenti che sono stati trattati, un periodo storico che forse avremmo voluto sedimentare, che invece ritorna, ha creato danni, ha creato proprio la voglia di trasgredire. E beh, non lo so, ma comunque sono domande che ti faremo tra poco. Pubblicità. La tua città. Rieccoci nuovamente in diretta. Stefano, ti abbiamo fatto una piccola sorpresa perché in FM abbiamo scelto un brano dei Mambassa, Melancolia, e sono sicuro che ti farà piacere. Tu sei leader, sei un musicista, è una band nata nel Lo 95, sono ha stato, 7 dai. album Lo sono all'attivo, stato. ma sei anche un bravissimo romanziere e poi dalla tua carriera emerge davvero tanta esperienza anche nella serialità. Sei stato il regista di In Treatment con Castellitto, la serie che io ho divorato su Sky, prodotta da Wildside. Insomma, è importante dare delle indicazioni sui registi, e Stefano Sardo oggi ci parla della sua ultima opera, Muori di lei. Stefano, ecco, quanto tempo fa è iniziata la scrittura di questo film? So che è una È domanda iniziata insolita. la scrittura avviene a tappe, nel senso che se non te lo commissiona qualcuno, un'idea germoglia a varie fasi. La prima fase è stata proprio durante il lockdown. Sì. Io e altri amici sceneggiatori ci eravamo sentiti in quel periodo, quando eravamo tutti chiusi in casa, dicendoci che dovevamo scrivere una serie in cui ognuno raccontava un episodio ambientato durante la pandemia, no? E la mia idea per l'episodio della pandemia era in nuce quello che poi è diventato questo film.
non aveva ancora tutti i colpi di scena che poi il film riserva nella fine, però l'embrione di quell'idea è nata là, e poi in realtà la scrittura credo sia stata diciamo intorno al 2023, una cosa del genere, la prima stesura del copione. Ma senti, Poi queste c'è tutta storie... la trafila di trovare finanziato il film. Non Certo, certo. No, ti facevo questa domanda per capire se hai attinto a piene mani a storie di vita quotidiana, di persone reali che poi magari ti hanno ispirato per il film. Non si può dire. No, non esattamente, nel senso che no, nel senso che in realtà ovviamente nei film a volte finiscono dei fatti che ti riguardano, ti hanno raccontato, a volte finiscono delle cose che non ti ricordi più da dove vengono, no? A volte fantasia. Questo sono meno autentiche, perché alla fine noi scrittori rielaboriamo sempre un po' le cose che percepiamo, che viviamo, che ci raccontano gli altri, alla fine diventa tutto un mischione e non sai più da dove arriva una cosa, da dove arriva un'altra. È vero, è vero. Posso domandare, Certo. ma Scamarcio si è piaciuto in questo film? Sì, ti è piaciuto molto, nel senso che Che bella questa si è veramente ha raccontato un personaggio molto diverso da lui, perché questo Luca è un po' un gatto da divano, no? Cioè un personaggio mite, non particolarmente coraggioso e non particolarmente avventuroso, che proprio perché a un certo punto nella vita ha l'impressione di essere troppo quella cosa lì, si azzarda a vivere una cosa che non sta tanto nelle sue corde. E E infatti infatti si rivelerà disastrosa. Mazza, troppo, 30 secondi e siamo in FM, perché appunto allora a questo punto mio marito vedo di non lasciarlo troppo sul divano, e cioè no, perché parliamo, infatti ti fanno i complimenti, viva il buon cinema, e questi quel sono gattone di quel tuo marito, gattone, perché no dice il non gatto lo nel è, divano. fortunatamente non lo è, diciamo Parlava che, di gattone nel ma divano. il cinema serve anche a questo, ad aiutarci, a portarci anche a fare un Sì. percorso interiore. 6 secondi e siamo in FM, continuiamo la nostra intervista. E siamo collegati finalmente con il regista di Muori di lei. Mamma mia che passione, vedere uno Scamarcio così intrigante mi piace davvero assai. E in collegamento abbiamo il regista Stefano Sardo, alla quale ho domandato: si è piaciuto Scamarcio in questo film? A quanto pare sì. E lui dice No, che non tanto. c'è niente del personaggio, non c'è niente di lui, del vero Riccardo nel personaggio. Qualcosa ovviamente c'è, però a lui è stato, secondo me si è piaciuto, Piacerà anche a noi. È stato bello, Stefano, perché Riccardo sta andando in tante trasmissioni. Già. Quella di domenica scorsa mi è piaciuta particolarmente perché hanno fatto vedere anche un provino per l'accesso al Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui ho l'onore di dirigere la sede siciliana, quindi la tua domanda è pertinente, perché Scamarcio credo sia davvero un attore molto performante, Stefano, quindi sono sicuro che è stata forse probabilmente la tua prima scelta quando hai immaginato questo personaggio. Sì, diciamo che all'inizio sento un sacco di musica. All'inizio non sapevo se, non osavo chiederglielo, no? Cioè, ci ho messo un po' a trovare il coraggio di chiederglielo, non so perché diciamo che mi ero prima dedicato alle ragazze, a cercare le ragazze, e gli mandavo la scelta di Luca, e poi a un certo punto gli ho mandato il copione. Io Riccardo lo conoscevo così, nel senso ci conoscevamo un po' di vista, un po' di ciao, così, frequentazioni sociali, amici in comune, eccetera. Poi a un certo punto ci siamo trovati, io stavo accompagnando la mia compagna che stava recitando nel Gattopardo di Netflix, e in cui recita la compagna di Riccardo, che è Benedetta Porcaroli, no? La mia compagna è Astrid Meloni. A un certo punto eravamo dislocati tutti a Ortigia, se non mi ricordo male, e ci ritrovammo in un ristorante a fare 2 cene di coppia, a tavoli vicini, e quindi poi cominciamo a cazzeggiare sul vino, così a parlare.
Dopo non molto gli ho mandato il copione, devo dire, grande. E lui è piaciuto il film, e quindi da lì poi pian piano la cosa ha preso piede. No, perché è un film dove c'è anche tanta fisicità, ma facciamo così, a 10 in punto noi dobbiamo dare le notizie e continuare la nostra intervista. Ti prego, rimani con noi. Notiziario. Va bene. Radio In. Beh, sono contento Stefano, in genere non entriamo mai in domande anche che riguardano la sfera privata, ma ci ha fatto tanto piacere sapere della tua compagna. Abbiamo tanto parlato del Gattopardo, noi siamo orgogliosissimi, poi abbiamo raccontato anche il dietro le quinte della serie, della gigantesca macchina per girarlo, e ci fa tanto piacere che la Sicilia, in particolare Ortigia, sia stata per voi questo meraviglioso incrocio. Ricordiamo, Astrid ha interpretato Maria Stella Corbera di Salina, la moglie del protagonista, l'attrice di origini sassaresi, veramente una recitazione superba nel Gattopardo, Stefano. Noi eravamo diciamo genitori da 6 mesi, quindi lei è partita per tutte le riprese del Gattopardo con il nostro bambino Enea al seguito, e quindi io ogni tanto venivo a raggiungerla, e sono stato parecchio in Sicilia durante quelle riprese. Che meraviglia. Nel frattempo in FM c'è un brano dal titolo Location, ed è proprio un minuto per poi passare in FM e salutarci la location, Stefano, di questo film, cioè proprio ambientato, soprattutto un'atmosfera anche nera, cioè noir. Muori di lei. Il luogo. A te la parola. Stefano, la scelta, ecco, le ambientazioni. Scusami, perché ho ricevuto una telefonata che ha zittito per un secondo. Noi andiamo sempre sul tecnico. 40 secondi. Okay. No, la canzone, dici? Ma la canzone stavo ascoltando, avevo un altro titolo di questo film, a un certo punto stavo guardando X Factor, distrattamente, e Emanuele Agnelli aveva assegnato questo brano dei Verdena che ricordavo, ma diciamo risentirlo dopo qualche anno mi ha illuminato sulla possibilità di usare non solo il titolo per il film, ma anche la canzone per i titoli di testa, perché mi sembrava interessante come questo strano suono che è Muori di lei, che in qualche modo è un italiano un po' arronzato, come si direbbe qua. In Scusami, realtà, siamo proprio in FM, è una location, stiamo parlando appunto, scusami, slittiamo, siamo adesso in FM, stiamo parlando con il nostro ospite in collegamento del film Muori di lei, proprio parliamo di colonne sonore, perché anche lui musicista, e stava spiegando appunto la scelta del brano, e poi ti volevo chiedere la scelta della location, dello spazio che hai voluto creare per questo film. Ma guarda, la scelta del brano te lo stavo dicendo, no? È stato un innamoramento riaffiorato grazie a un ascolto distratto, e mi ha dato l'idea di usarlo nel film, anche nei titoli di testa, non solo nel titolo. Per quanto riguarda la location, io dovevo raccontare 2 appartamenti, l'uno di fronte all'altro, con un certo rapporto proprio di sguardi, durante la pandemia, e quindi in un silenzio irreale, e quindi abbiamo pensato di ricostruire questi appartamenti a Cinecittà, e sono stati costruiti in un teatro di posa dal nostro scenografo bravissimo, che è Mauro Vanzati, che è lo scenografo anche di M, e abbiamo ricostruito le case in modo che fossero funzionali per il racconto. Ivan, e davvero quindi facilmente accessibili anche alle camere, alle diverse prospettive di natura tecnica. C'è tutto. Non resta che consigliare i nostri ascoltatori, perché ci seguono degli appassionati di correre al cinema a vedere Muori di lei. Stefano, non so se farai una presentazione a Palermo con il cast, è prevista? No, che io sappia no, al momento no, perché sono tutti abbastanza impegnati, quindi nell'eventualità facci sapere, farli trovare tutti insieme non è facile. È chiaro, amplificheremo l'evento nell'eventualità. Intanto corriamo al cinema a vedere Muori di lei. Stefano Sardo, grazie e complimenti per tutto. Ciao. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Questa non è la storia di come sono diventato padre.
Ma questa non è neanche la storia di come la pandemia ha fatto deragliare le nostre esistenze. Questa è la storia di Amanda e di come mi ha rovinato la vita. Per lei ho fatto cose molto brutte. Bisogna stare attenti a quello che si desidera. Tua moglie è fortunata. Ti ricordi Amanda del B&B qui di fronte? Ciao. Tu sei pazza? Pensi che puoi giocare così con me? Lo sai chi sono io. Io ti conosco a te. Che cosa? Perché non me l'hai detto? Avrai anche te dei segreti, no? Facciamo un patto. Hai una mente perversa. Sei coraggioso. Puoi diventare l'eroe che volevi essere.